Il fenomeno è in aumento e anche molto velocemente. Gli spacciatori di droga sulle strade di Padova sono sempre più giovani. A 15, 16 o 17 anni vengono spediti a consegnare le dosi ai clienti da adulti che in questo modo sperano di rimanere dietro le quinte impuniti. Ma l'impegno delle forze dell'ordine, in particolare della squadra mobile, sul fronte dei baby pusher è una priorità del questore Marco Dorisio. Oggi purtroppo a Padova 1 grammo di eroina e quindi 3 dosi costano 10 euro. Questo già sta a dimostrare come questi baby pusher diventino proprio un'esca per i loro coetanei. Nelle ultime ore gli agenti in borghese si erano insospettiti per la frequente presenza di un giovanissimo straniero ai tavoli di un bar di Via dei Colli, in compagnia di un suo connazionale tunisino trentenne, già noto ai poliziotti. L'adulto riceve una telefonata, il quindicenne si alza e va a scambiare droga con soldi in una via lì vicina, poi torna al bar. Gli agenti intervengono, grazie alle conversazioni telefoniche ritrovate, arrestano il trentenne che aveva pattuito la vendita della droga, poi materialmente ceduta dal ragazzino di 15 anni, straniero non accompagnato, che è stato affidato ai servizi sociali del comune di Padova per il collocamento in comunità. Intanto un altro minore, questa volta di 17 anni, abitante in provincia, è stato controllato dai poliziotti e trovato in possesso di 17 grammi di hashish che teneva nella tasca del giubbotto, altri 22 grammi. Li custodiva invece a casa, perquisita la presenza della madre. Il giovane è stato denunciato alla Procura per i minori di Venezia. Il fenomeno dei baby pusher poi può declinarsi anche in una crescita del fenomeno delle baby gang. Bisogna assolutamente coniugare la parte di prevenzione sociale attraverso un coinvolgimento forte dei grandi pilastri nella crescita educativa di un ragazzo e quindi della scuola, della famiglia, dello sport, ma accanto a questa parte di prevenzione sociale, laddove ci sono dei reati come lo spaccio, come le risse, come gli accoltellamenti, è giusto attuare e mettere in pratica queste misure repressive.